Apriamo la pagina politica. Angelo Tabaro commenta la situazione che si è venuta a creare dopo la ricusazione del ricorso di sospensiva, la richiesta di sospensiva avanzata da Bertoncello sul numero dei consiglieri comunali. Il servizio. Il TAR di fatto ha dato ragione a noi, cioè i numeri sono numeri, anche se la sentenza si limita a ricusare, a respingere la richiesta di sospensione, quella per la quale Bertoncello ha annullato la convocazione del Consiglio, quindi rinviando ulteriormente le decisioni per il Paese, e di fatto però la sentenza è entrata nel merito e ci ha dato ragione. Noi abbiamo 11 consiglieri e a Bertoncello compete finalmente finirla di fare campagna elettorale, finirla di dire che c'è uno scippo ai cittadini, riconoscere che la stragrande maggioranza dei cittadini nel primo turno elettorale ha riconosciuto al centro-destra la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali. Se lui capisce questo, se lui rinuncia alla sua arroganza, l'arroganza che si esprime nell'andare in giro a continuare a dire quello che sta dicendo, nelle dichiarazioni in cui dice o pretende che siamo noi responsabili della governabilità. Lui è il sindaco, a lui compete e lui deve assolutamente trovare le soluzioni per la governabilità. Se lui non le trova, è lui che porta il comune al commissariamento. Eccolo qua il sindaco. Primo turno elettorale. Le liste che hanno sostenuto il candidato sindaco Angelo Tabaro hanno ottenuto il 50,1% arrotondato per eccesso, mentre il candidato sindaco Angelo Tabaro come voti di preferenza mi pare sia il 46 circa. Aiutate, dai, 47, ecco dai, 46,43. Allora, siccome nessuno dei candidati sindaci, che erano 5 o 6, ha raggiunto il 50,1, no, lui ha ricevuto il 43. Il primo turno, le liste che hanno supportato il candidato sindaco Angelo Tabaro, 50,1. La legge dice che le liste che hanno avuto più del 3% che concorrono alla formulazione eccetera, superando, questa è l'interpretazione che dà la Commissione Centrale Elettorale, questo è il risultato del primo turno. Non avendo nessuno dei candidati sindaci raggiunto il 50,1, si va al ballottaggio. Che cosa è avvenuto al ballottaggio? Che, come è avvenuto in altri comuni, che il candidato sindaco Bertoncello, che al primo turno elettorale ha avuto quanto? Il 40... si è verificato che c'è stato il ribaltamento al ballottaggio. Bertoncello 52,45 pari a 7.245 voti, Angelo Tabaro 47,55 pari a 6.560, circa 700 voti di differenza. Perfetto, grazie. Siccome hai parlato di tre ipotesi su cui hai discusso lui, e mi riferisco a quello che tu hai detto di lui, quella che più ci preme sapere è sulla possibilità di queste intese che sono state ventilate, una specie di... Non le ha scartate subito. Le ha scartate... Cioè lui ha detto di fronte abbiamo 3 opzioni, le ha scartate 2 e ha mantenuto la terza e ha usato la formulazione che ho detto prima, letterale, che abbiamo proprio... Quindi confermi che ha scartato assolutamente qualsiasi possibilità. Loro si incontreranno. Con la fotografia attuale. Insomma. Loro si incontreranno la prossima settimana, però voglio dire, stamattina hanno fatto, ma non era ovvio. Certo, volevo ribadirlo. Scusa. Comunque c'è stata sì l'avanzamento di questa proposta. Il clima è stato sereno, buono, sereno. Ha fatto 3 ipotesi, voi sapete che io ho fatto le verbalizzazioni. Allora, lui ha detto ci sono 3 ipotesi. Primo, il sindaco Bertoncello prenda atto della situazione e si dimetta. Seconda soluzione, l'opposizione accetta un governo di larga intesa, cioè l'ipotesi di larga intesa. Terza ipotesi,
per chiarezza, non ci sono le condizioni per governare, il Consiglio Comunale si scioglie. Non ha mai parlato di dimissioni. Allora, alla prima ipotesi, lui dice, noi ribadiamo, chiediamo le dimissioni del sindaco. Il sindaco nel frattempo, nelle sue introduzioni, aveva detto, per le motivazioni che ha addotto prima, dice, non mi dimetterò mai. Sulla seconda cosa del governo di larga intesa, dice, anche se non ce l'avete chiesto, noi comunque non lo avremmo accettato. È chiaro il concetto? Molto chiaro. No, è stato Molto chiarissimo. più chiaro, molto più Anche chiaro. se non ce l'avete chiesto, noi non lo avremmo comunque accettato. Terza questione, scioglie il Consiglio Comunale, ci sarà una nostra iniziativa per far sciogliere il Consiglio. Testuali? Sfiducia? Non ha spiegato. Non ha spiegato. Ci sarà una nostra... Non vado io a fare l'interlocutore o lui Certo, dice dimmi cosa va. certo. No, capire le Test- prospettive cosa potrebbero essere. Virgolettato. Se ci fosse Fiducia, punto di domanda. se ci fosse il registratore uscirebbero queste parole. Ci sarà una nostra iniziativa per far sciogliere il Consiglio. E poi ha detto, non siamo noi ad essere responsabili della situazione, ma sono stati i cittadini a chiedere il cambiamento. Infatti l'hanno chiesto. Non voglio fare valutazioni, mi fermo alle enunciazioni verbali.